Il video, ripreso da un passante, è diventato immediatamente virale in rete. Siamo di fronte a Piazza San Marco, è sabato pomeriggio. Il vento impetuoso e il moto ondoso scuotono una gondola con 4 passeggeri a bordo, tra cui 2 bambini. Sotto un cielo plumbeo la gondola ondeggia pericolosamente in balia delle onde. Inizialmente il gondoliere si aggrappa alla poppa di un'altra imbarcazione ormeggiata. Sono momenti di tensione, qualcuno grida si ribalta. Si ribalta! Con una corda legata al ferro, la gondola viene faticosamente tirata verso lo stazio. Tra la folla che assiste alla scena, dalla riva degli schiavoni, qualcuno accenna ad un timido applauso. Tutto si risolve per il meglio e i passeggeri possono scendere a terra, ma è evidente che il pericolo del navigare in laguna col maltempo non riguarda solo le grandi navi, soprattutto in un periodo che appare sempre più dominato da eventi meteorologici estremi. Le autorità competenti devono intervenire e devono gestire la navigazione del bacino sia per i taxi sia per le gondole. Non si può più lasciare così alla discrezione, considerato che questi eventi atmosferici sono di una violenza spesso e volentieri inaudita. Bisogna un bollettino meteorologico, come in un aeroporto: se c'è brutto tempo per mezz'ora gli aerei non possono più decollare e atterrare. Al momento non è prevista questa procedura. Che io sappia, no. Mi sono informato, no, non esiste.